Dal Veneto si muoveranno almeno 3.000 persone per la manifestazione nazionale che i sindacati hanno indetto per l'8 novembre. Una cinquantina di pullman partiranno dalla regione per Roma per sostenere i lavoratori dei servizi pubblici contro il blocco dei contratti, i tagli e la riforma della pubblica amministrazione. Un'iniziativa che mette insieme 14 sigle di CGIL, CISL e UIL che contano di raccogliere 100.000 presenze a livello nazionale e che scendono in piazza per difendere i servizi ai cittadini e il salario dei lavoratori. E quando si parla di pubblico impiego, sostengono i sindacati, si intende il mondo della scuola, dei vigili del fuoco, ma anche dei privati che svolgono servizi pubblici come cooperative sociali, aziende di igiene ambientale, di assistenza agli anziani, di sanità privata, di università e sicurezza. Quando si taglia nel pubblico si taglia i servizi di sostegno alle famiglie. Pensate solo alla sanità, ai servizi erogati dall'INPS, alle pensioni, alle disoccupazioni, alle invalidità civili. E per rimanere dalla parte dei cittadini, i sindacati lanciano anche in tutti i capoluoghi del Veneto una serie di 4 sabati nel mese di ottobre di iniziative di sensibilizzazione sui temi degli enti locali, della sanità, delle cooperative sociali e degli uffici ministeriali in ambito locale come l'INPS e le prefetture. Altro che grasso che cola, come ha definito il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, gli stipendi della pubblica amministrazione, convinto che con i tagli la situazione si possa risanare. Il grasso che cola molto probabilmente è su chi non paga le tasse, sull'evasione fiscale e sulla corruzione, cose che questo governo ancora non ha messo come priorità nell'agenda politica. I sindacati affermano sono stanchi di vedere la pubblica amministrazione sotto l'attacco della politica. Nonostante le poche assunzioni e il blocco degli stipendi nel settore pubblico, infatti, la spesa continua ad aumentare, 14 miliardi quest'anno. Ecco dunque che gli obiettivi dei tagli devono essere altri, dall'evasione fiscale alla corruzione.